Sì, è un progetto importante perché la Camera di Commercio, avendo responsabilità sulla promozione turistica, mette risorse ma mette progettualità. Questo progetto ha una sua valenza perché vede coinvolto il mondo dell'università, il mondo della formazione, quindi i nostri giovani, e su questo nuovo veste che la Camera di Commercio con la riforma ha in essere vogliamo valorizzare ancora di più il nostro territorio, però pensando a un turismo sostenibile, a un turismo che sia programmato in modo tale da poter conservare ovviamente gli ambienti, le bellezze architettoniche che abbiamo ereditato dai nostri avi e soprattutto pensare che il turismo può essere una fonte sì di economica ma soprattutto anche di salvaguardia del patrimonio, perché queste risorse poi servono anche a salvaguardare, a restaurare e quindi a promuovere oltre che la parte nostra storica, ma anche la parte, come si può dire, di convivialità, l'accoglienza, il mangiare bene, il bere bene. Quindi noi abbiamo tantissime ricchezze, di queste tantissime ricchezze dobbiamo saperle conservare, proteggere e promuoverle. Siamo ad un convegno il cui tema è incentrato sui dati e sull'importanza del dato, e proprio in questo momento noi siamo in riscrittura del piano strategico della nostra destinazione, un piano strategico che andrà ad essere elaborato per il prossimo triennio. E i dati per noi sono fondamentali perché, al di là di darci una lettura attuale della situazione e quindi un punto di partenza, ci permettono, visto che in qualche maniera adesso stiamo andando verso anche dei dati predittivi, a poter riuscire a essere in grado di individuare e analizzare delle strategie che ci portino ad essere più performanti sia nell'aumento degli arrivi e delle presenze che anche nella gestione degli stessi. Questo è per la nostra destinazione turistica un momento storico perché con la riscrittura del piano strategico e con la riorganizzazione anche della destinazione sarà molto più facile riuscire a fare sistema sia con gli enti locali, che sono comunque la parte principale e principe della nostra organizzazione, sia con le associazioni di categoria e con anche i consorzi di privati, per poter andare a fare, come dicevo prima, sistema, ma anche una necessaria formazione, perché il turismo non si improvvisa, il turismo è un sistema che prende tutti i settori produttivi e che soprattutto permette di dare lustro o addirittura rovinare l'impressione che il turista ha del territorio nel quale viene a visitare. Ecco, il binomio Villa Veneta e sostenibilità è un binomio assolutamente vincente. Ricordiamoci che le Ville Venete erano non solo dei centri culturali, ma anche dei centri di produzione sia agricola, vitivinicola, ma anche allevamenti. Vigeva proprio un'economia circolare che può essere senz'altro pensata come modello anche nei tempi attuali.